Una collaborazione che arriva anche da Imperia. Sì, certo, siamo 5 anni sul territorio della provincia di Imperia e ci occupiamo di terapia palliativa domiciliare in età pediatrica. Collaboriamo appunto da 5 anni a questa parte con l'Istituto Gaslini di Genova e con l'ASL 1 imperiese e quando Luca, che è l'artefice anche del nostro progetto che si chiama Diamo qualità alla vita, ci ha prospettato la possibilità di aiutare diciamo qua l'Istituto Gaslini nell'arredo dell'hospice, abbiamo partecipato e contribuito nell'arredo di questo terrazzo. Esatto. Che è molto bello anche con vista mare. Esatto, con vista mare, e abbiamo appunto partecipato con veramente molto impegno da parte dei nostri ragazzi e continuiamo a sensibilizzare sull'importanza di questo delicato tema sia diciamo medico che sociale, cioè della terapia palliativa domiciliare in età pediatrica, rivolta cioè a tutti quei bambini e adolescenti da 0 a 17 anni affetti da malattie neoplastiche ma anche da malattie rare o malattie inguaribili. Una collaborazione che insomma dà esempio di collaborazione attiva per tutta la Liguria come punto di riferimento e non solo del Gaslini. Esatto, siamo diventato un progetto pilota qua nella regione Liguria, appunto con la nostra giovane associazione, appunto per assistere a domicilio i bambini e gli adolescenti, ma soprattutto il nostro impegno è quello di sensibilizzare attraverso i componenti dell'associazione, che sono prevalentemente ragazzi poco più che ventenni, sull'importanza appunto della terapia palliativa in età pediatrica. Una collaborazione per il Gaslini che nasce da distante. Da distante, ma da una grande amicizia con il dottor Luca Manfredini, che conosciamo da 15-16 anni e con il quale abbiamo sempre lavorato molto bene. Ovviamente poi il Gaslini è un ospedale di primissimo ordine, quindi il fatto che volessero sviluppare il mondo delle cure palliative pediatriche per noi è stato importante e l'abbiamo seguito senz'altro. Come nasce questa amicizia? Ah, guardi, io l'ho trovata, nel senso che io mi sono cominciata ad occupare della Fondazione Maruzza da 12 anni, prima se ne occupavano i miei genitori che purtroppo non ci sono più e a un certo punto mio padre e mia madre mi hanno chiesto di occuparmene io e l'amicizia con Luca Manfredini già era stata instaurata. Sarete vicino in questo progetto a questo nuovo luogo? Sì, siamo vicini, diamo tutta la nostra disponibilità per collaborare affinché la cosa abbiamo avuto, perché adesso c'è l'hospice, affinché venisse fuori l'hospice così com'è, che mi sembra ottimo, e abbiamo appoggiato in tutti i modi. L'architetto che ha disegnato la ristrutturazione è stata fornita da noi perché è specializzata in hospice pediatrici e in ospedali, per cui, insomma. Una fondazione che nasce in ricordo di sua sorella, per volontà meglio di sua sorella. Sì, per volontà di mia sorella l'aiuto. La fondazione è stata un'idea dei miei genitori, nel senso che invece di dare questi fondi che mia sorella aveva destinato alle persone che dovevano passare quello che aveva passato lei, i miei genitori hanno pensato di creare una fondazione in sua memoria, cosa che devo dire è bellissima, perché io dopo 30 anni dalla scomparsa, 29 anni dalla scomparsa di mia sorella, parlo tutti i giorni di lei e lei è sempre con noi, per cui è una cosa bellissima la fondazione. Strada da seguire. Sì, assolutamente la consiglio perché è veramente bellissimo. Qual è stato il suo ruolo? Allora, il mio ruolo è stato quello di consulente tecnico-scientifico alla progettazione dell'hospice pediatrico in forza di un accordo che è stato stilato nel 2013 tra la Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio Onlus e l'Istituto Gaslini, due istituzioni estremamente prestigiose e sul campo a livello internazionale, da un lato per quello che riguarda l'assistenza pediatrica, per quello che riguarda l'Istituto Gaslini e per quello che riguarda la Fondazione Maruzza Lefebvre, impegnata da anni anche a livello legislativo, parlamentare, col progetto Bambino, per portare avanti questo importante processo di approfondimento nel settore delle cure palliative pediatriche.
E per quello che riguarda appunto lo svolgimento e lo sviluppo del lavoro che poi ha portato alla realizzazione di questa struttura, tutto è partito da qui, praticamente da questo libro, che è una ricerca che è stata fatta appunto in collaborazione con la Fondazione Maruzza e che è servita per definire le linee di indirizzo alla progettazione di queste strutture. Si è cercato appunto di capire dei bisogni legati molto alla fragilità dei piccoli pazienti, delle loro famiglie, ma anche degli operatori, e quindi a fronte di una struttura che dovesse avere tutti i connotati propri di una alternativa al domicilio, si è cercato di ritrovare appunto quei caratteri di domesticità, ma anche di serenità e di accoglienza. Un pochino come essere a casa. Un po' come stare a casa, e certo in alcuni casi si è cercato di recepire anche un po' le esigenze del bambino, e quindi questi spazi per il gioco, l'uso molto dei colori, di materiali caldi, ripeto, tutto per favorire questa accoglienza. Il Gaslini fa sempre tirare fuori il meglio. Eh sì, devo dire che io mi sono innamorata da subito di questo complesso, perché comunque nasce sotto un profilo architettonico, progettuale molto ben concepito per l'epoca, quindi una struttura fortemente caratterizzata da questo meraviglioso parco, e che ha potuto consentire anche rispetto alle potenzialità dei piani messi a disposizione di questo padiglione, di cogliere appunto degli elementi come per esempio gli affacci, le viste, l'apporto della luce naturale, quindi tutto molto bene, ecco. Il Gaslini si arricchisce nuovamente di un qualcosa molto di importante. Sì, il Gaslini devo dire che si arricchisce spesso di cose utili e importanti per i bambini, lo fa da 80 anni, perché da quando il fondatore ha voluto questa istituzione è sempre cresciuto. È stato bello peraltro che la visita del presidente Mattarella, quando è venuto il giorno del compleanno degli 80 anni, sia anche passata da qua, quando era proprio appena stata aperta questa struttura, che è un'ulteriore dimostrazione della volontà di tutti quanti gestiscono questa istituzione da quando è nata di pensare ai bambini in qualunque condizione loro siano, sia di carattere economico, sociale o di salute, senza distinzioni di nessun tipo. Questa è una bella struttura che dà una risposta a chi è meno fortunato di altri, ma che ha diritto a stare al meglio sempre, con i propri genitori vicino, con l'affetto delle persone care vicine, con tutte le cure dovute da un ospedale così specializzato come il Gaslini. Quindi è una struttura veramente di grandissima eccellenza e ne siamo molto orgogliosi. È un momento anche di festa per i Gaslini. È un momento di festa, come tutte le volte che si fanno delle cose nuove, utili per i bambini e che danno delle risposte reali e concrete, quindi senz'altro sì, è anche festa, certamente. Un Gaslini che è sempre da sostenere. Sì, anche oggi in occasione dell'inaugurazione dell'hospice il Gaslini si rivela un punto di eccellenza nazionale. Dopo Padova anche Genova avrà un hospice, un luogo dove cure palliative, assistenza alle famiglie e ai piccoli che hanno malattie cosiddette inguaribili. È un luogo quindi dove si accompagna la tecnologia, le varie scoperte scientifiche a un'umanità importantissima dei medici, del personale infermieristico, dell'OS, che è qui
qui presente, e quindi un luogo di grande forza, ecco, e io sono orgogliosa che sia qui a Genova. Noi abbiamo come regione un po' sbrogliato la matassa dal punto di vista amministrativo e burocratico, ma ne valeva la pena proprio perché questo è un luogo di conforto. Il guscio dei bimbi è stato dedicato a Chiara. Sì, ed è una cosa per noi, una gioia grande. E per me che oggi sono qua, ecco che ho avuto l'onore e il piacere di visitarlo, è stata una cosa molto bella, una commozione grande, che è difficile da contenere, perché non ce l'aspettavamo un dono così grande per Chiara. Ma lei forse viaggia e fa queste cose qua. Bisogna cercarle, come dire, in un certo modo, di saperle portare avanti nell'amore soprattutto e nella gratitudine. Chiara molto presente oggi qua. Sì, direi proprio di sì, mi pare proprio di vederla che corre per questi giardini su quel terrazzo, la sentivo proprio molto molto vicina. A un certo momento mi sono proprio girata per dirle ci sei, perché è sempre vicina, abbiamo questo contatto, questa sempre. Io lo dico, non dovrei dirlo, però ecco, è sempre insieme a noi, insieme a me. Adesso è col suo papà, però insomma ci sono e quindi continuo, che mi diano loro sicuramente, lei mi aiuterà e andare avanti in questa gioia così, perché oggi è grande. Come va la vita della mamma di Chiara? La vita di mamma di Chiara non è cambiata molto, proprio intanto perché abbiamo, sia con Ruggero anche, abbiamo preso dalle mani di Dio subito, dando un senso a questa malattia, ecco, parlo al plurale perché queste malattie, qua ci sono tutti questi bimbi e questi genitori, ecco, che comprendiamo benissimo il loro dolore, ma l'unico modo, ecco, proprio darle un senso, perché è così grande poi il dolore che uno non riesce a comprenderlo, ma con questo aiuto proprio di Dio ci si fa. E allora uno ha la pace, ha il contatto, ha tutto quello che aveva prima. Non è cambiata molto, manca solo lei, ma c'è ugualmente. Questo è un luogo di sofferenza, questi locali parlano, no? C'è una parola, ha già detto qualcosa, per i genitori, per la famiglia, per i fratelli e le sorelle. E quando per la famiglia, come dire, non ci sono parole. Ecco, come mi ripeterei se le dicessi perché l'unica cosa che ho, e posso ripeterla, è dare un senso. Non ci sono parole da dire ai genitori. Davanti a questi genitori che sono lì accanto a questi figli, bisognerebbe mettersi in ginocchio, veramente, perché io personalmente comprendo più di un altro forse la loro sofferenza e quindi le parole potrebbero rovinare qualcosa. Se invece, come dire, uno perde, come dire, anche le parole che potrebbe dire, no? Allora comprendono di più, perché prima delle parole bisogna lasciar passare l'amore per questi genitori qua, per i fratelli e sorelle, quando c'è una persona, un ragazzo, un bambino in casa con queste malattie così. No. Non si può parlare, non si può dire dovete fare o questo o quello, ma solo amare e stare in punta di piedi con loro, così. Da sostenere sono anche i medici, gli infermieri, le persone che troviamo che curano, che si prendono a cura dei nostri ragazzi. Sì, e sono, direi, la figura più importante quando si entra in un ospedale, no? A quale va tutto il merito, va a loro, perché anche loro, io penso che curando dei bambini in modo particolare, no? Li sentano un po', a volte se sono sposati i loro figli oppure no, però ci vuole, oltre, come dire, la professionalità, anche proprio
la figura anche di un padre, di una persona che i bambini sentono che possono contare su di loro, giocare su di loro, parlare su di loro, ma va tutto il mio applauso perché veramente noi ci siamo passati e dopo di allora mi pare quando vedo e incontro dei medici con questo ricordo in me non c'è mai, come dire, giudizio o magari che, ma solo riconoscenza per tutto quello che fanno, in particolare con i bambini. Una giornata di festa. Una bella giornata, una giornata di gioia. Abbiamo usato questa parola e la si vedeva nei volti, nei sorrisi, nella partecipazione delle tante persone, operatori, donatori, rappresentanti delle istituzioni. Oggi davvero abbiamo fatto festa insieme perché abbiamo aperto, anzi abbiamo inaugurato un servizio che ormai da qualche settimana è operativo e che credo possa rappresentare davvero un salto di qualità nella dignità rivolta alle persone, alle piccoli pazienti, alle loro famiglie, che noi cerchiamo in tutti i modi di valorizzare sempre più e sempre meglio. Dignità perché preoccuparsi della qualità di vita anche dei bambini cosiddetti inguaribili credo che possa davvero esprimere quella cifra che la persona merita in ogni fase della sua vita, anche quando magari non c'è una speranza appunto di guarigione, ma quando c'è un dovere di presa in carico, di presa in cura e di tutela, anzi forse ancora di più, vista la fragilità del momento. Ecco, l'hospice è proprio questo, una tappa nella prendersi cura sempre di più e sempre meglio dei nostri piccoli pazienti. Anche il modo che si nota nella semplice presentazione di questa mattina, che avete fatto molto bella sul terrazzo, e tutti gli addetti medici presenti come in un'unica squadra. Un'unica squadra perché questo è uno dei segreti del nostro ospedale. Qui gli operatori si chiamano da soli gasliniani. E dove possiamo trovare un luogo di lavoro dove i dipendenti, gli operatori scelgono di chiamarsi col nome dell'ente, dell'azienda, dell'impresa? Ebbene, il Gaslini è anche questo, un miracolo di solidarietà, di umanità, di professionalità e di competenza naturalmente, tutti insieme per i bambini. E questo hospice, il guscio dei bimbi, già dal nome vuole rappresentare questa unitarietà, un guscio protettivo, un guscio che abbraccia e che comprende al suo interno tutti coloro i quali si dedicano alla miglior possibile salute dei nostri bambini. E un'attenzione particolare anche alle famiglie e ai genitori. Questo certamente perché noi qui in tutto l'ospedale non curiamo soltanto i bambini. In ogni camera, ogni posto letto possiede una poltrona letto al fianco che è destinata alla mamma o comunque a un genitore, perché mai il bambino è da solo e sempre noi curiamo insieme al bambino almeno un altro dei genitori. Beh, in questo senso di famiglia sta l'altro grande segreto dell'ospedale, quello di muovere la solidarietà, la partecipazione, la benevolenza di tante persone. Penso a tutte le associazioni, ai donatori che hanno voluto sostenere questa realizzazione, così come tante altre. Ma penso anche al fondatore Gerolamo, che 80 anni fa scelse di donare molti dei suoi averi per fornire una risposta di cura e di scienza a chi oggi, come allora come oggi, non aveva di che giovarsi. Ecco, in questo allora la famiglia davvero rappresenta un filo conduttore nelle cure, nell'assistenza, ma anche nell'idea stessa, nell'interpretazione del vivere il Gaslini. Il sogno potrebbe essere che il Gaslini sia sempre sostenuto dalle istituzioni e da tutti quanti, perché già sentire nella nostra Liguria, ma credo ormai quasi in tutto il mondo, il nome Gaslini dà già un senso di amicizia, di un amico. Ma questa è una sensazione bellissima che io ho l'onore di poter provare, che vorrei restituire anche attraverso queste poche parole. Quando si gira per l'Italia, io da Presidente degli ospedali pediatrici ho il piacere e l'onere, ma soprattutto l'onore di visitare tutti gli altri ospedali, molte realtà pediatriche. Quando ci presentiamo e diciamo Gaslini, la gente non soltanto sorride, ma quasi con un atteggiamento di reverenza si pone nei confronti della posizione autorevole del nostro ospedale. Io aggiungo anche della posizione umanizzante del nostro ospedale. Ecco, allora è questo uno dei doni che il Gaslini fa a chi si occupa di lui e a chi porta il suo nome in giro per il mondo.
perché se è vero, come è vero, che noi curiamo bambini di oltre 70 paesi di tutto il mondo, di tutte le regioni italiane, per oltre la metà dei nostri ricoverati, è altrettanto vero che dappertutto il nome Gaslini è conosciuto. E allora sta a noi continuare a diffonderlo, continuare a valorizzarlo, continuare a tutelarlo, per fare sì che davvero, pensando al Gaslini, si possa pensare non solo alle migliori cure in termini medici e professionali, ma soprattutto alla migliore cura in termini di accoglienza, di presa in carico, di tutela, di solidarietà, perché a cominciare da qui si fa grande l'uomo e noi pensiamo davvero che curare voglia dire prima ancora prendersi cura. E come disse tempo fa e ci ricorda spesso il nostro cardinale arcivescovo, prendersi cura moltiplica gli effetti delle cure. Grazie direttore, c'è un sogno da realizzare ancora? Non uno solo, c'è il sogno di poter offrire le cure del Gaslini ai bambini di tutto il mondo. È chiaro che non è possibile, noi abbiamo 500 letti, curiamo moltissimi bambini ma non tutti. E allora il sogno è quello che vi vado a raccontare brevissimamente. Sono stato pochi giorni fa in un ospedale, l'unico, di una metropoli del Pakistan che si chiama Karachi, che ha 27 milioni di abitanti e un unico ospedale pediatrico, con un livello di cure purtroppo molto basso. Il sogno è che anche quei bambini, anche attraverso la collaborazione che il nostro istituto fornirà loro, possano un giorno avere le cure, noi diciamo, dignitose che meritano. Ecco, allora anche in questo modo il Gaslini potrà essere promotore e propugnatore delle migliori cure davvero in tutto il mondo, anche attraverso la collaborazione, anche attraverso la solidarietà. Perché il guscio dei bimbi? Il guscio dei bimbi è un nome che è stato dato alla nostra struttura residenziale di cure palliative pediatriche dopo un'attenta valutazione dei bisogni e dei desideri del personale sanitario all'interno del nostro istituto. 5 anni fa abbiamo fatto numerosi focus group con il personale dell'istituto chiedendo come avrebbero pensato la struttura residenziale di cure palliative e che questo ci ha dato molte indicazioni e soprattutto le ha date l'architetto per la realizzazione, ma soprattutto abbiamo chiesto come lo vorreste chiamare e il nome più evocato è proprio stato il guscio dei bimbi. Perché il guscio dei bimbi? La tartaruga è un animale estremamente fragile e il carapace la protegge e ne fa diventare invece un animale sicuro. Peraltro il carapace è una struttura che si sposta a seconda di dove vuole andare la tartaruga. Allora il guscio dei bimbi come filosofia di cura, filosofia delle cure palliative che accompagnano il bambino fragile dal reparto alla struttura residenziale di cure palliative al domicilio. Una filosofia, un approccio assistenziale che protegge, che cura e che si prende cura dei nostri neonati, bambini e adolescenti inguaribili con bisogni assistenziali complessi. Un valore aggiunto per il Gaslini? Ha sicuramente un valore aggiunto per l'istituto, un valore aggiunto per la nostra regione. Devo dire che il progetto nasce da un percorso che sorge da un bisogno dell'istituto, viene sigillato da una delibera regionale e di nuovo da una delibera dell'istituto. Un valore aggiunto perché aggiunge civiltà al nostro ospedale, si dà dignità e si dà integrità a questi bambini che vi dicevo essere molto fragili, bambini spesso a rischio di vita dove l'unico obiettivo purtroppo non è la guarigione ma la miglior qualità della vita possibile. Anche la dedica a Chiara già dà un grosso significato. Beh, Chiara Luce Badano, a cui è dedicato la nostra struttura, è una ragazza che ha vissuto eroicamente la sua malattia, ha vissuto eroicamente perché ha considerato la malattia come un'opportunità, non come un problema, non come uno svantaggio rispetto agli altri, ma come un'opportunità. Ovviamente io sostengo che all'interno della nostra struttura noi abbiamo degli eroi che sono i nostri bambini ma sono le loro famiglie e quindi chi meglio di una ragazza che ha dedicato la sua vita e ha dedicato il suo impegno spirituale e umano a Dio e agli altri
può essere una chiara luce per quello che viene fatto all'interno della nostra struttura. E la presenza oggi anche della mamma è una bella testimonianza. Beh, è estremamente prezioso avere Maria Teresa che è qui con noi, che porta il suo saluto, che porta il saluto di Chiara. Volevo ricordare anche Ruggero che ci ha lasciato poco tempo fa. Maria Teresa che è qui con noi, che vuole testimoniare che Chiara guarderà con attenzione quello che succede all'interno delle stanze, perché chi meglio di lei capisce la sofferenza, ma capisce anche la gioia che possono vivere i nostri bambini e le nostre famiglie se adeguatamente accompagnati. Una delle nostre mission all'interno del Guscio è proprio l'accompagnamento che non vuol dire solo verso la terminalità. L'80% dei nostri bambini vengono accompagnati a un'assistenza domiciliare. Vengono istruiti i loro genitori nella gestione giornaliera e nell'assistenza giornaliera, e allora ecco, ci vuole una forza particolare per i genitori, ci vuole una forza particolare per i bimbi, e noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti in questo campo. Nel salutare il responsabile, dottor Luca Manfredini, salutiamo anche tutto il personale medico infermieristico che accompagna queste famiglie in questi momenti non facili. Ovviamente io sono solo uno dei tanti, sono solo colui che ha ricevuto l'incarico di coordinare, ma il lavoro viene fatto non da me, ma viene fatto dagli operatori sociosanitari, dalle infermiere, viene fatto dalla psicologa, dagli educatori, viene fatto dai maestri, viene fatto da tutti i colleghi che all'interno dell'ospedale collaborano con noi. Le cure palliative sono cure multiprofessionali e multidisciplinari. Proprio nelle cure palliative il lavoro di squadra è fondamentale, quindi non esiste un capitano, ma esiste una serie di giocatori che sono affiattati tutti per un obiettivo che è quello della qualità, la migliore qualità della vita dei nostri pazienti e delle nostre famiglie.